Eccoci per questa seconda parte di A Tutto Sport. La nostra Vanessa Piccioni ha lasciato a me il comando di questa seconda parte. Continueremo a parlare di sport, parleremo in particolare di una disciplina del Kung Fu, una disciplina in particolare del Kung Fu cinese. Non sarò sola perché in mia compagnia c'è il Sifu Luca Bertoncello. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Sharon e grazie per l'invito. Grazie a te Luca per essere qui con noi. Vedo che ti trovi nella tua, diciamo, la tua comfort zone, quello che è proprio il tuo studio, immagino, dove pratichi la tua disciplina. Tu tra l'altro sei un istruttore e hai anche fondato la Wing Tsun Academy. Allora andiamo per ordine perché parleremo appunto del Wing Tsun, il Wing Tsun che fa parte degli stili di Kung Fu cinese. Ha una storia veramente molto antica, ma iniziamo con spiegare, quindi andiamo a spiegare ai nostri telespettatori di che tipo di disciplina si tratta. Sì, faccio una piccola premessa. Innanzitutto non sono io il fondatore della Vincent Academy, è doverosa perché è il mio maestro, Grandmaster Paul Tang, che nel 1992 ha appunto fondato questa accademia. Io sono diciamo il coordinatore nazionale, quindi mi occupo un po' della gestione delle sedi e di quella che è la divulgazione del Vinzun in Italia, in quanto appunto il mio maestro vive fuori Italia. Detto questo, il Wing è una disciplina, come hai giustamente detto, che fa parte degli stili di Kung Fu cinese, diciamo, quindi fa parte comunque di tutta quella zona di stili che ci arrivano dalla Cina. Nasce circa 400 anni fa in Cina ad opera di una monaca. La leggenda narra appunto che sia stato creato da una donna, da una monaca guerriera chiamata Mui, che avendo visto da prima e avendo provato su di sé un allenamento diciamo di Kung Fu tradizionale all'interno di un tempio, ha dopo deciso di andare a sviluppare un qualcosa di leggermente diverso e più alla portata di tutti, e da qui appunto è nato l'idea pian pianino del Vinzu, che poi si è sviluppata man mano con ulteriori maestri in linea di successione chiaramente. Su cosa si basa il Wing Tsun e quali concetti usa, quali sono le peculiarità del sistema? Perché immagino, ecco, è una disciplina dunque del Kung Fu, fa parte, come stavamo dicendo, degli stili del Kung Fu cinese e in quanto tale immagino che oltre ad un tipo di allenamento e una serie di esercizi necessari da compiere con il corpo, immagino che in realtà c'entri tanto anche l'aspetto mentale, quindi tutto quello che è la concentrazione, la respirazione. Sì, la prima cosa, diciamo, quando una persona si approccia a questa disciplina è il fatto della difesa personale, perché negli anni e nel tempo, diciamo, è diventato uno dei sistemi maggiormente, diciamo, promossi per appunto questo argomento. Perché questo? Perché utilizza dei principi, ad esempio quello del cuneo, ad esempio di chiudere la distanza, ad esempio di andare in linea centrale, utilizza dei principi che si possono applicare veramente in maniera efficace in strada. Il fatto di chiudere un'azione è uno dei più importanti, ovvero se un avversario mi sta aggredendo, vado a chiudere direttamente l'azione entrando in linea diretta e quindi vado a smorzare qualsiasi sua velleità di utilizzare altre tecniche per aggredirmi. Chiudo proprio diciamo sul nascere l'azione. Questo è uno dei principi fondamentali. Dopodiché chiaramente ci sono tante altre cose, ad esempio una delle cose che mi piace ricordare è il fatto che ci si allena e si crea sempre un allenamento sia a livello di forme sia a livello di tecnica a coppia, in cui, come vediamo nei video, la struttura del corpo è sempre perfettamente in linea allineata, in linea retta, quindi in piedi verticale, e questo fa sì che anche a livello diciamo fisiologico abbiamo delle notevoli miglioramenti sul muscolo lombare, quindi comunque una struttura più allineata e quindi meno problemi chiaramente alla schiena. E poi ci sono tante altre cose di cui si potrebbe parlarne. Una cosa importante, sì, dicevamo che appunto è adatto a questo. Dopodiché, man mano che si avanza con la pratica, allora si può andare a operare anche a un livello di respirazione corretta, quello che
in Cina si chiama Qigong, ovvero lavoro sul soffio vitale, sull'energia interna fondamentalmente, e ancora un passo successivo è quello della meditazione, del fatto di andare a operare un po' più in maniera interna. Però appunto la prima caratteristica fondamentale è lavorare sul corpo, una volta perché è, diciamo, la parte più semplice, tra virgolette, che non è semplice. Ok? E poi si va via via sempre più in interno, che è la parte più complicata. Ecco, parlavi proprio della meditazione, quindi tutta quella che è la pratica del rilassamento mentale. A tal proposito c'è l'uso del Qigong. Vuoi spiegarci nello specifico di cosa si tratta? E poi se va di pari passo anche con quella che poi è la disciplina del Wing Chun. Sì, il Qigong è Qigong, perdonami con le appunto. pronunce, però sono per me un Ok. mondo che ho imparato un po' a conoscere attraverso proprio questa nostra intervista, quindi mi sono prima documentata, anche perché poi su questo ci torneremo. In Italia è vero che queste discipline ad oggi sono sempre più praticate, ma è stato forse anche un po' difficile negli anni entrare nella giusta ottica, no? Perché spesso, ecco, tu stavi spiegando come vengono praticate e insegnate per una difesa personale, però magari spesso anche l'industria cinematografica ha un po' deviato attraverso i film, i loro racconti, quello che poi è il senso vero delle discipline di chi pratica queste arti marziali. Ma torniamo ecco alla domanda iniziale. Sì, il Qigong, come ho detto prima, o Qigong, diciamo che ci può stare entrambe come pronuncia, fa parte appunto di quella che è il settore interno che dovrebbero avere un po' tutte le discipline cinesi, perché appunto una disciplina marziale cinese, se non è composta da entrambi i fattori, quindi sia dal lato esterno e quindi con la formazione muscolare del corpo, eccetera, eccetera, il lato esterno e anche del lato interno, quindi respirazione, non è una disciplina completa. Questa appunto si va ad operare attraverso la respirazione, quindi attraverso molto semplicemente i primi passi sono quelli di imparare a respirare in una determinata maniera che è il modo diaframmatico, quindi attraverso il diaframma e poi man mano si vanno a scoprire tante altre cose. Questo sicuramente porta a un miglioramento del nostro stato di benessere psicofisico e poi anche a livello tecnico, una volta che si va in esplosività, diciamo, viene utilizzato anche in maniera, diciamo, non consapevole a volte, ma viene utilizzata anche questa funzionalità una volta che vado a livello tecnico. Non, chiaramente nel Winzone non si urla, non si rilascia come succede in altre discipline, no? Però comunque viene inglobato all'interno con altre cose come l'uso delle anche, come l'uso della piccola potenza e non forza, cosa molto importante perché il Vinzo utilizza potenza, non forza, sono due cose molto molto differenti. Quindi tornando un po' al discorso iniziale della domanda, appunto è un fattore importante anche questo e è molto molto più complicato rispetto alla parte esterna, devo essere sincero. Come sempre, perché tutto quello che abbiamo all'interno e che non si vede è anche da, diciamo, da coccolare, da alimentare, è sempre più difficile rispetto alla parte esterna del corpo, al nostro corpo. Luca, a chi è indirizzata questa disciplina? Una disciplina che possono praticare tutti e poi in merito a quello che stavo dicendo prima, che tipo di risposta avete trovato in Italia? Tu parlavi della vostra accademia, sei il coordinatore nazionale, quindi questo ci fa capire che oltre alla vostra sede centrale poi ci sono una serie di sedi staccate e sparse per l'Italia, di cui appunto tu sei il coordinatore. Che tipo di risposta avete avuto? E vorrei chiederti anche se fin da subito avete riscontrato entusiasmo nelle persone che hanno deciso di approcciarsi e di studiare, dunque imparare questo tipo di disciplina o se avete riscontrato delle difficoltà. Ok, cominciamo con la prima domanda, diciamo. Come target di persone, non c'è un'età particolare in cui iniziare, diciamo che mediamente teniamo per i corsi adulti un 12 anni, dai 12 anni in su. Non c'è un limite massimo, nel senso che una persona anche a 60-65 anni può iniziare, chiaramente non essendo uno sport, quindi non essendo una disciplina sportiva in cui si va a operare dopo in confronti, tornei, gare, eccetera, eccetera, ognuno arriva fino al proprio limite, no?
E quello è importante, riuscire a arrivare fino al proprio limite e questo fa sì che le persone stiano bene. È adatto sia per uomini che per donne, chiaramente, anche se è stato sviluppato da una donna, comunque è adatto a entrambi i sessi senza nessun problema. Poi parallelamente a questo teniamo anche un altro metodo che si chiama Viper. Il Viper è diciamo un estratto, un succo, un estratto del benzo che andiamo a sviluppare all'interno di, ad esempio, in collaborazione con amministrazioni comunali, eccetera, eccetera. Fondamentalmente è un sistema in cui andiamo a inserire varie metodologie per la difesa donna. Quindi questo è proprio un sistema adatto alla difesa donna, quindi prendiamo l'essenziale dalla disciplina madre, lo inglobiamo in questo pacchetto che può essere di 4-5 lezioni e facciamo sì che le partecipanti abbiano un'infarinatura di quella che è la difesa personale. Dico un'infarinatura perché? Perché per avere consapevolezza del proprio corpo e della propria mente e quindi essere in grado di difendersi ci vuole abbastanza più tempo. Però piuttosto di niente è meglio avere almeno un piccolo cenno, insomma. E poi per il discorso di sedi, sì, diciamo che noi siamo stazionati prevalentemente, la nostra sede centrale italiana è in Veneto, ma ho ripreso e stiamo riprendendo anche con gli altri insegnanti in mano anche le sedi a livello nazionale. Purtroppo in questi 2 o 3 anni sappiamo tutti com'è andata, abbiamo dovuto un po' interrompere anche noi, stavamo in un bello sviluppo di altre sedi fuori dal nostro contesto, diciamo, regionale e adesso ad esempio qualche mese fa sono stato a Napoli con un mio collega, referente regionale Veneto, Cristian Baggio e prossimamente abbiamo in programma di andare anche in altre città, insomma quindi abbiamo già in programma degli stage su Milano, su Roma, su Torino, su Genova, quindi insomma ci sarà un bel po' di movimenti in quest'anno. Quindi è una disciplina che ad oggi si può dire si sta affermando anche in Italia. Sicuramente io ho iniziato nel 2004, nel 2004 devo essere sincero, era molto poco conosciuta, anche perché internet, YouTube c'erano sì, chiaramente, ma non erano sicuramente utilizzate come adesso. Certo, la Negli fruizione poi ultimi, non era la stessa, non esistevano i social media ancora come oggi, quindi è chiaro che poi questo fa tanto, no? Il veicolare determinati messaggi, informazioni, video, anche rispetto a quelle che possono essere delle nuove discipline sportive, nuove per quanto riguarda l'Italia, chiaramente, visto quanto poi è storica questa in particolare di cui stiamo parlando. È chiaro che la conoscenza attraverso i social media poi non può che creare curiosità, soprattutto nelle nuove generazioni, e quindi anche la voglia di provare, di mettersi in gioco, di cimentarsi. sì, questo sicuramente è vero. Poi anche, ad esempio, la parte cinematografica fortunatamente ci è venuta in soccorso con i film su Ip Man, che è stato l'insegnante di Bruce Lee, lui è stato uno dei maggiori, diciamo, conoscitori di questa disciplina negli ultimi 50-70 anni e quindi ha dato un buon contributo. Il fatto dei social, sì, è positivo sotto un certo punto di vista, però anche qua nel 2004, quando ho visto io, diciamo, su un free press, ho trovato un attimo la pubblicità di questa disciplina, prima cosa che ho fatto è prendere il telefono, chiamare e andare subito a fare una lezione di prova. Adesso diciamo che con i social e YouTube si va tanto a guardare di qua e di là e dopo alla fine però ci si perde in un mondo pieno zeppo di informazioni, quindi diciamo che sicuramente è una cosa positiva per il nome, per sviluppare al meglio a livello diciamo di popolarità il nome della disciplina, però bisogna stare un po' anche attenti perché si tende un po' a deviare tante volte su questo mondo, ecco. Luca, cosa si intende per Sifu e qual è la differenza tra maestro, insegnante e istruttore? Allora, Sifu ha due significati. Il primo è quello di padre marziale, quindi dipende un po' da che ideogramma si utilizza. Il secondo invece è quello di un grado tecnico che rappresenta il grado di insegnante. Il grado di maestro chiaramente è un grado superiore al Sifu, maestro è dopo. La differenza è che fino al grado di Sifu vai a operare prevalentemente sul corpo, quello che dicevo prima, no? La parte esterna. La parte esterna e in parte anche la parte interna a livello di respirazione. Dal grado di Sifu al grado di maestro c'è uno sviluppo molto importante sul lato, diciamo, mentale, della gestione della tua mente,
sul lato di inglobare le tre filosofie principali orientali che sono il taoismo, il buddismo e il confucianesimo, non solo studiarle ma anche applicarle, e tante altre cose appunto che però sono più verso il lato interno. Chiaramente in questo periodo anche il lato esterno tecnico si sviluppa sempre più ovviamente. Il grado di istruttore o apprendista istruttore a seconda ci porta a una persona che a un certo punto del suo percorso da allievo decide di voler dare qualcosa di più al sistema, quindi decide che ciò che apprende vuole cominciare a darlo agli altri. E chiaramente non può essere dato un grado di insegnante perché si è ancora molto molto giovani e quindi passa un determinato periodo che può essere di anche 5, 6, 7, 10 anni in cui questa persona comunque può, sempre essendo diciamo visionato da un SIFO o dal maestro, può comunque iniziare a trasmettere le prime conoscenze, ecco, quindi gli si dà una possibilità. Perché diventare un bravo insegnante significa anche che comunque si deve imparare a insegnare. Essere un grado di SIFU senza aver mai insegnato è un po' una cosa un po' controversa, insomma, ecco. A proposito di tecniche di insegnamento di questa disciplina, prima quando parlavamo del target e quindi chi può imparare, chi si può approcciare al Bingsu, ci spiegavi che non c'è un target particolare, dunque possono iniziare i bambini, così come gli adolescenti, ma anche gli adulti. A tal proposito, volevo chiederti, c'è una differenza, nell'approccio, dunque nella tipologia anche di insegnamento in base a chi avete di fronte, quindi che sia il bambino, l'adolescente o l'adulto, non tanto in quello che poi possono essere, ecco, noi in questo momento ringrazio il nostro Daniele Petrosemolo dalla regia, sta facendo scorrere le immagini, stiamo vedendo proprio nello specifico alcune mosse, immagino che siano proprio di questa disciplina. Ecco, quindi un modo diverso di insegnare, un approccio diverso, non tanto in quello che è la disciplina in sé, perché immagino che appunto poi le mosse siano sempre quelle, ma più che altro, tornando al discorso mentale, ecco, c'è un modo diverso per trasmetterlo ai bambini rispetto agli adulti, perché dovendo anche avere a che fare dunque con la propria mente, quindi queste tecniche di rilassamento, pensare dunque alla propria fisica mentale, il benessere fisico e mentale, è chiaro che il bambino è ancora troppo piccolo forse per poter capire questo tipo di discorso e questo significato. Infatti, come ho detto prima, i corsi adulti, quindi quelli che noi riteniamo corsi adulti, li facciamo partire ad esempio ai ragazzi dai 12 anni. Prima abbiamo un pacchetto che abbiamo iniziato ormai da 7-8 anni a sviluppare per i junior, quindi una sorta di Vinson Junior, dove appunto la formazione è insomma abbastanza diversa, chiaramente. Ad esempio alcune cose come i bastoni, eccetera, eccetera, non li facciamo utilizzare ai ragazzi così giovani, che perché parte dai 6-7 anni in su, in quanto appunto sì, o almeno all'inizio, dopo chiaramente una volta che hanno 3-4 anni di pratica cominciano a vederli anche loro, però sicuramente i primi anni no, perché devono imparare prima a concettualizzare il loro corpo. Chiaro che in questi corsi anche di junior non li facciamo giocare, nel senso non li facciamo saltare o entrare dentro dei birilli cioè non li facciamo fare gioco, altrimenti sarebbe una perdita di tempo. Quindi comunque a livello di disciplina, a livello di struttura di lezione, si tende a mantenere una sorta comunque di tradizionalità, chiaramente non come si intendeva una volta in Cina, dico una volta apposta perché adesso è cambiato molto anche là, però comunque cioè, bisogna insegnare la disciplina, quindi si mantiene comunque una tradizionalità anche nell'approccio al bambino, ecco. Ecco Luca, vorrei adesso che ci soffermassimo un po' su quello che lo avevi detto anche prima, ne parlavi anche prima, quello che è la vostra la formazione dei corsi di difesa che sono rivolti alle donne, nello specifico, dunque visto insomma
il momento storico anche in cui viviamo, dove purtroppo si sente ogni giorno troppo spesso parlare di violenza sulle donne e che tra l'altro fate in partnership con molte amministrazioni comunali. Ecco, che tipo di riscontro, immagino, positivo avete avuto dalle amministrazioni, ma anche dalle donne stesse? Cioè, sono tante le donne che scelgono questo tipo di percorso, quindi di imparare questa disciplina per sentirsi più sicure? Per quanto riguarda il Viper, quindi queste lezioni, diciamo, in pacchetto, chiamiamolo così, questa infarinatura sulla difesa personale, abbiamo un riscontro ottimo, sia a livello di amministrazioni comunali, che sono sempre molto contente di darci supporto. Infatti la cosa bella è che in questi ultimi anni cominciano anche a parlarsi l'una con l'altra, quindi sono addirittura loro che ci chiamano per andare a sviluppare questi eventi in collaborazione e con il loro patrocinio. Dopo, tante volte succede che persone che iniziano con questa pratica sulla difesa donna, diciamo, vedendo anche da dove arriva e percependo anche in poche lezioni cosa possono fare, come possono maturare, come possono crescere e cosa possono diventare, allora decidono di intraprendere anche la disciplina tradizionale e a quel punto però diventa una sorta di passione, quindi non è più il fatto di avere l'obiettivo, come dico sempre ai miei allievi, di imparare, di praticare Wing per imparare a difendersi. L'obiettivo di praticare Wing è uno, che ti piace, due, che ti faccia stare bene, questi sono gli obiettivi. E l'imparare a difendersi è una conseguenza dell'allenamento corretto, dell'allenamento continuo, porta al fatto anche che impari a difenderti in maniera corretta, sia dall'esterno, quindi difesa personale lato esterno, sia difesa personale lato interno, perché è importante ricordare che sì, dobbiamo imparare a difenderci dagli aggressori eventualmente in strada, ma dobbiamo ancora di più imparare a difenderci da quelli che sono i fattori patogeni che possono arrivarci dall'esterno o dall'interno, quindi fondamentalmente, riassumendo, rimanere in salute. Luca, abbiamo ancora pochi minuti a nostra disposizione. Prima dicevi che non è una disciplina che poi a conclusione dell'anno accademico, ecco, non prevede una serie di tornei che solitamente si tende a pensare, appunto, facendo parte della famiglia delle arti marziali, che ci siano appunto delle manifestazioni, dei tornei dove poi si mette in pratica quello che si è imparato attraverso poi dei cosiddetti combattimenti. Dunque mi viene da chiederti, non ci sono dei tornei, ma sono previste delle manifestazioni di gruppo, anche solo dimostrative, affinché chi ha imparato possa in qualche modo mettersi alla prova, cimentarsi con quello che è stato il suo studio nell'arco dell'anno e chi invece poi è spettatore può conoscere anche meglio a fondo quella che è la disciplina. Certo, 2 volte all'anno mediamente ci sono gli esami di livello. Il fatto di non avere competizioni, diciamo come tornei o combattimenti o altre cose, non implica il fatto che non ci siano degli esami di livello. Ci sono dei livelli, come tutte le discipline di arti marziali tradizionali anche, e il nostro maestro arriva, in quell'occasione a tenere questi stage multigruppo, quindi arrivano un po' tutte le sedi che abbiamo chiaramente nel territorio circoscritto dove si tiene questo stage e si fa una pratica di 3 o 4 ore con tanto di esame integrato chiaramente. In questo modo si riesce a avere un feedback, chi chiaramente è il maestro in questo caso, riesce ad avere un feedback del percorso sia dell'allievo sia che però anche del percorso di noi insegnanti, come abbiamo insegnato all'allievo chiaramente, perché l'allievo se non è stato formato correttamente, a volte è perché l'allievo non si allena bene, non si allena a sufficienza, a volte però ci potrebbe essere anche una defezione dell'insegnante che magari non ha tenuto ben cura a quell'allievo o altri motivi, l'allievo è rimasto assente per un tot o tanti altri motivi. Quindi è un modo per vedere appunto a che punto è arrivato il percorso dell'allievo. È molto importante come cosa questi passaggi di livello perché per partire, partendo da un punto zero ad arrivare a 1000 metri, se non fai delle soste, ok, man mano che arrivi su, a un certo punto cedi e ti viene a tornare indietro, no? Invece gli esami di livello appunto sono queste soste in cui guardi il panorama da dove sei arrivato e dici ok, sono arrivato fino a qua, bene, proseguiamo. Quindi sono molto molto importanti come cose i passaggi di livello.
Bene Luca, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato e dunque io non posso che ringraziarti, dunque ringraziare Sifu Luca Bertoncello della Wingsun Academy. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a te, vorrei gentilmente ricordare se possibile il sito dell'Accademia www.vta-i.org e la fanpage su Facebook dove lì troverete anche tutte le attività che stiamo promuovendo, scusate, anche relativamente a quelli che sono i corsi di Viper di difesa donna che teniamo in territorio nazionale. Sulla pagina di Facebook Vinstone Academy Italia mettiamo tutti i particolari, quindi potreste essere aggiornati. Grazie, grazie mille Luca, grazie.